Benvenuti intanto in Villa Lorenzon, che è la nostra sede. Questa è una sede che in realtà è nostra, tra virgolette, nel senso che siamo ospitati dall'Università Cattolica, il cui rettore è stato nominato Ministro della Cultura recentemente, e speriamo anche di portarlo qua, visto che è venuto più volte in Villa Lorenzon in passato. Speriamo di poterlo avere anche nella sua veste di Ministro. In questa cornice siamo molto felici e anche orgogliosi, dopo vediamo chi, di presentare questo standard XDW per la prima volta in questa sede. In questa stanza credo che ci siano molte persone che lavorano nei sistemi informativi, vedo molte facce note, credo anche molti rappresentanti dei fornitori. Un medico sicuramente c'è, non so se ce ne sono altri, oltre a quello che conosco. Beh, allora siamo in due. Perché dopo, alla fin fine, tutto questo è finalizzato all'attività clinica e quindi vedremo anche di presentarlo alle componenti sanitarie. Allora, solo per ricordare a chi non è dei sistemi informativi del Veneto, perché questi hanno partecipato, tutti coloro che si occupano di sistemi informativi ormai, tra virgolette, siamo una comunità tecnico-scientifica e lavoriamo insieme. Il Consorzio Arsenal è un consorzio costituito dalle 23 aziende venete, è un consorzio volontario finalizzato allo sviluppo di progettualità, standard, ricerca e sviluppo, project management della informatica sovraziendale. Tutta quella parte che non rientra nei sistemi informativi propri delle aziende, ma che consente di sviluppare un livello superiore fino ai medici di medicina generale, fino ai pazienti. E XDW è proprio in quest'ottica. Le finalità del consorzio che ho l'onore di presiedere a nome di tutti i colleghi direttori generali delle USL è sostanzialmente questo: sviluppo di progetti di informatica, di ICT sovraziendali, fornitura o proposta al mercato dei fornitori di una realtà sanitaria sufficientemente omogenea di 5 milioni di abitanti, perché in sanità la frammentazione è sicuramente una delle criticità maggiori e immagino le grandi difficoltà che il mercato possa avere, anche se negli anni scorsi questo è stato motivo per cercare di fidelizzare la singola azienda sanitaria piuttosto che l'altra. È importante che ci sia una massa critica dei clienti per consentire ai fornitori di investire in modo sufficientemente solido e viceversa. Questo è stato l'obiettivo, è l'obiettivo di Arsenal, proprio per raggiungere questa massa critica, la possibilità di presentarsi ai finanziatori istituzionali, nazionali e internazionali con una massa sufficientemente ampia, lo dico sempre, e siamo come dimensioni, come numero di popolazione confrontabile alla Finlandia,
piuttosto che la Norvegia, piuttosto che la Danimarca, e quindi come tali, con questa massa critica riusciamo a porci in modo adeguato, riusciamo sempre come massa critica a stabilizzare e sviluppare un know-how che le singole aziende non sarebbero in grado di sviluppare e stabilizzare al loro interno, ovviamente in strettissimo rapporto con i sistemi informativi aziendali, che però da soli andrebbero a scontrarsi contro le dimensioni professionali sanitarie, e uso il plurale perché abbiamo ben chiaro quante differenze ci sono nei gruppi professionali sanitari, ma anche far condividere alcune dimensioni strategiche con le direzioni generali, le direzioni sanitarie e i livelli regionali. Questo è Arsenal. Arsenal, lo dico per i fornitori, non scrive una riga di software di per sé, non vende software, non produce, tantomeno, ma si occupa sostanzialmente di progetti sovraaziendali, fundraising, standard. Quando questi standard sono già presenti sul mercato internazionale è una garanzia per tutti, per le nostre aziende, per i fornitori. Quando, come in questo caso, gli standard non ci sono, siamo proattivi e questa è la prima volta in cui riusciamo a sviluppare questo ruolo. E siamo qui oggi, lo ripeto per la prima volta, la prima uscita, ci sono state già tutta una serie di pubblicazioni, ma la prima uscita è un confronto diretto per presentare a questa comunità tecnico-scientifica, che non è soltanto delle aziende e del pubblico, ma anche con i fornitori, per cominciare a ragionare insieme. Abbiamo tutti assolutamente chiaro che il vero successo, il vero risultato sarà l'utilizzo reale, prima di tutto nelle nostre realtà e poi, come ci auguriamo, anche fuori. Ci siamo proposti in questo confronto internazionale, che è l'unico serio, che è l'unico che può dare garanzie. Vedremo se avrà successo, se avrà riscontro, ma sicuramente riteniamo di aver fatto un lavoro importante, impegnato, significativo, che siamo in questo momento pronti a mettere a disposizione e a confrontare con la comunità tecnico-scientifica, e dopo ne vedremo i risultati. Detto questo, io non vi porterei via altro tempo, anche per i fornitori, perché per le persone dei sistemi informativi spero che sia già chiaro che questa è la casa di tutti, nel senso è un consorzio, per definizione è una struttura a disposizione dei consorziati, ma lo dico anche ai fornitori, siamo sempre qua pronti a confrontarci e a raccogliere e soprattutto a ascoltare eventuali osservazioni, suggerimenti, proposte. Grazie e buon lavoro.